Siamo nelle mani dei giudici. Fuori questi 9, fuori questi 9 e mezzo. Buonasera, buonasera e bentrovati in Piazza Mazzini, buonasera. Grazie. Jesolo aveva un sogno. Il sogno era quello di valorizzare ancora di più, rendere ancora più importante, rendere, se vogliamo, stellare uno dei suoi beni più preziosi, la spiaggia, l'arenile e naturalmente la sua lunga passeggiata, quella che unisce da un capo all'altro i quasi 15 chilometri di spiaggia, dalle foci del Piave alle foci del Sile o della Piave Vecchia, se vogliamo. Ecco, quel sogno, un poco alla volta, ha cominciato a prendere forma. Quel sogno è diventato un giorno il lungomare delle stelle. Ma non un semplice premio, non un semplice riconoscimento, non una targa da portarsi a casa, no. Jesolo è andata più in là perché aveva voglia, voleva assolutamente rendere speciale il suo lungomare, appunto il lungomare delle stelle. E i personaggi dunque che meritavano questo riconoscimento decise di dedicare, intitolare un tratto di lungomare, il suo lungomare delle stelle. Come dire che in quel momento, con questa intitolazione, a questo personaggio che meritava per aver reso grande l'Italia, in Italia e nel mondo, questo personaggio diventava immortale, perché con questa intitolazione, quel tratto di lungomare a lui dedicato, prendeva ufficialmente il nome di Lungomare delle Stelle, seguito naturalmente dal nome del personaggio. Questo ha reso speciale il Lungomare delle Stelle. Dall'edizione del 2001, anno in cui ha preso forma questo sogno, di personaggi ne sono passati tanti. Se ricordate la straordinaria, inimitabile, irripetibile edizione del 2001 con Alberto Sordi, il grandissimo Alberto Sordi. Poi tante altre edizioni con i vari Andrea Bocelli, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Mike Bongiorno, Carla Fracci, poi i Pooh, per arrivare ai grandi sportivi come Alessandro Del Piero, piuttosto che Federica Pellegrini o Deborah Compagnoni. Ecco, a ognuno di loro è stato dedicato un tratto di lungomare. E questo è uno dei momenti, io ho avuto la fortuna di vivere ognuna di queste edizioni, dall'idea embrionale di chi l'ha inventata, da Morino, che è stato colui che ha avuto il merito di crederci a questo progetto e che ringrazierei. Da quella edizione, da quella straordinaria edizione, dicevo, inventata da lui, ho avuto la possibilità di viverle praticamente tutte e questo è uno di quei momenti in cui, forse l'avrete percepito, sono particolarmente emozionato, perché è come riuscire a scrivere un'altra pagina di storia, la storia della città, la storia delle sue vacanze, la storia delle sue eccellenze, la storia di chi l'ha vissuta e di chi l'ha resa speciale. La rendono speciale tutti voi che scegliete Jesolo per le vacanze, la rendono speciale i lavoratori, la rendono speciale gli amministratori, gli imprenditori, chi gestisce questa città, chi decide di credere in questo progetto e la rende importante, appunto, ognuno dei personaggi che ha deciso di lasciare la propria impronta qui sul lungomare delle stelle. Non a caso parlo di impronta, perché vedete, questi sono i nostri operai della Jesolo Patrimonio, che ringraziamo sempre per la loro preziosa collaborazione, perché fra poco avremo la scopertura ufficiale della targa e da quel momento ufficialmente il tratto del lungomare prenderà il nome del personaggio di oggi e poi, esattamente come succede nella Walk of Fame di Hollywood, saranno lasciate le impronte del nostro ospite di oggi, della nostra stella di questa sera. Tra l'altro particolarmente emozionante perché domani è la notte di San Lorenzo, si celebrano le stelle e noi abbiamo la nostra di stella, che fra poco sta arrivando e fra poco avremo la possibilità di celebrarla. Quindi grazie a tutti voi che avete deciso di condividere con noi questo momento storico per la città. Grazie per aver deciso di condividere questo momento. Io guardo i nostri collaboratori, la macchina sta per arrivare. Noi questa sera vivremo momenti celebrativi con appunto
l'intitolazione ufficiale, ma vivremo anche momenti emozionanti ricordando la carriera del nostro ospite. Vivremo momenti anche divertenti e altamente spettacolari con gli artisti che hanno deciso di condividere con noi questo progetto. Ecco, questo è il lungomare delle stelle, questa è la forza di una città che crede nelle idee, crede che si possono realizzare concretamente i sogni. Quindi grazie ancora una volta a chi ha creduto in questo progetto, a chi lo ha inventato, a chi lo ha preso in mano, a chi anche quest'anno ha deciso di accompagnarlo fino qua in Piazza Mazzini. Quindi ancora una volta un applauso a tutte queste persone che ci hanno fortemente creduto. Tra l'altro noi questa sera vivremo due momenti particolari. Tanto è bello essere in una nuova piazza. Dicevo prima, è dal 2001 che viviamo questo particolare momento. Avevamo toccato varie piazze, ma ancora non eravamo mai arrivati in Piazza Mazzini. Era il momento giusto per farlo. Piazza Mazzini purtroppo negli ultimi anni ha associato la propria frequentazione non sempre a un'immagine molto positiva. Era il tempo di cambiare, era tempo di portare la gente che ha voglia di divertirsi in modo sano, era tempo di portare lo spettacolo, era tempo di portare le famiglie, di riportarle, insomma era il momento di rivivere questa piazza come meritava. Ecco perché si è voluto arrivare qui in Piazza Mazzini. Poi ci sarà un momento più, diciamo, legato al sociale. La nostra ospite, ne parleremo successivamente, ha dato il suo assenso per essere la testimonial di una campagna contro i tuffi dai pontili. Purtroppo una piaga che ci portiamo dietro da troppo tempo e che finalmente forse ha ottenuto quest'anno, attraverso questa testimonianza, una spinta in più. E infine chiuderemo con un momento sociale particolarmente significativo e importante, grazie appunto al nostro ospite che ha deciso di donare una cifra importante a un'associazione, a un centro a lei particolarmente caro. E allora sta arrivando la nostra ospite, volevamo un arrivo, sì, un colpo di teatro, definiamolo così, scenico se vogliamo, ma come meritava la grandezza di questa grande atleta che ha fatto sognare l'Italia perché ci ha regalato tanti momenti importanti. Pronti ad accoglierla? Fra poco arriverà. Eleonora è pronta a farmi compagnia? Prego. A lei farei subito un applauso. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Bene. Direi che da questo momento inizia ufficialmente l'edizione 2023 del Lungomare delle Stelle.
E allora accogliamo sul palco la stella del Lungomare delle Stelle 2023, Tania Cagnotto. Buonasera Tania. Allora, insomma, l'inizio è promettente. Io ero emozionato e emozionante pensando anche a quello che poi avrei vissuto. Spero anche tu. Sindaco, allora, siamo all'inizio ufficiale di questa serata, quindi spieghiamo, oltre a dare i saluti dell'amministrazione comunale, che ricordo organizza questo evento in collaborazione con Federconsorzi Allenini di Jesolo, oltre al saluto, dicevo, spieghiamo perché abbiamo scelto Tania Cagnotto. Intanto buonasera a tutti, benvenuti a nome mio, a nome della città di Jesolo, benvenuti in Piazza Mazzini all'ennesima edizione di Lungomare delle Stelle, un'iniziativa che è iniziata nel 2001 con l'ideazione dell'allora azienda di promozione turistica, con il supporto del Comune di Jesolo, delle associazioni di categoria, di Federconsorzi, che è un po' la padrona di casa nel lungomare. L'idea al tempo è stata quella di condividere e di intitolare il nostro patrimonio, il motivo per cui i visitatori, 5 milioni di visitatori ogni anno scelgono la nostra città, ovvero la spiaggia, di intitolarla a dei personaggi che abbiano fatto la storia di questo paese nel mondo della cultura, nel mondo dello spettacolo, della musica, dello sport. Negli anni Lungomare delle Stelle ha ospitato grandi personalità, negli ultimi anni si è caratterizzata addirittura per essere un evento che racconta la storia e il momento storico del nostro paese. Qualche anno fa abbiamo intitolato un tratto del lungomare ai sanitari che si sono impegnati durante l'epoca del Covid, proprio a testimonianza della gratitudine della nostra città. Quest'anno con l'assessore al turismo Alberto Maschio abbiamo pensato come avremmo potuto raccontare anche il momento storico e scegliere un personaggio che potesse identificare anche i valori e i messaggi che vorremmo raccontare come città. Volevamo un personaggio che potesse raccontare di messaggi positivi, quindi anche di come nella vita, e rivolgendosi soprattutto ai più giovani, con l'impegno, la dedizione e la costanza si possono ottenere degli obiettivi. E ragionando attorno a questo tema ci è venuto quasi naturale il nome di Tania Cagnotto, una grande sportiva italiana, una grande tuffatrice che ha fatto la storia dello sport italiano e che ci permette appunto di condividere questo messaggio, un messaggio che assomiglia molto a come vogliamo che sia Jesolo, una Jesolo giovane, dinamica, col sorriso in faccia, una Jesolo vincente, ecco. E quindi abbiamo avuto l'onore di accogliere la disponibilità di Tania Cagnotto, che ringraziamo davvero di cuore perché ha voluto condividere la sua storia e la sua vita sportiva con la città di Jesolo, associando il proprio nome a quello della città di Jesolo. Abbiamo voluto fortemente portare questo messaggio, questa serata, proprio qui, in Piazza Mazzini, un luogo che da qualche anno non ospitava più degli eventi e che anzi dava dei messaggi forse anche sbagliati. Abbiamo voluto riportare messaggi positivi in questa piazza e quindi combattere anche quella che raccontiamo come mala movida con dei messaggi positivi. E in più, ma poi lo diremo durante la serata, abbiamo voluto, con l'occasione di avere la più importante tuffatrice italiana, condividere anche con l'azienda sanitaria un messaggio sociale importante rivolto ancora ai più giovani. Quindi non mi dilungo ulteriormente perché ovviamente non siete qua per me ma per Tania Cagnotto. Vi auguro davvero una buona serata e ringrazio nuovamente, è un onore per noi ospitare Tania Cagnotto a Jesolo. Grazie. Grazie Sindaco. Come avevo raccontato in premessa mentre attendavamo che arrivasse la Cadillac rossa, quella che ospitò Sofia Loren all'epoca e poi insomma Tania Cagnotto, quindi siamo a grandissimi livelli. Poi avremo la possibilità di ripercorrere quella che è stata la carriera di Tania Cagnotto con ricordi, emozioni, momenti difficili, come diceva il sindaco, ma anche momenti che hanno aiutato poi a crescere. Io vi ricordo soltanto due cose che sintetizza Tania Cagnotto dal punto di vista sportivo. Lei è considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi. Sì, può partire decisamente l'applauso. È stata l'unica donna ad aver vinto una medaglia d'oro ai mondiali. È la tuffatrice italiana, anzi europea, ad avere conquistato più podi in assoluto nella storia, con 62 medaglie, 2 delle quali conquistate alle Olimpiadi. Questa è
Tania Cagnotto. Però, siccome sembra che parliamo soltanto io e il sindaco, io vorrei farti dire qualcosa, anche per capire quali sono le tue emozioni di questa serata. Beh, innanzitutto grazie veramente di cuore dell'accoglienza, non mi aspettavo una festa così, così tanta gente ad accogliermi, veramente mi sono emozionata a venire qua con questa bellissima auto d'epoca, quindi è stato veramente emozionante e sono onorata di ricevere questa assegnazione del lungomare, davvero rimarrà nel cuore. Vengo già a Jesolo diciamo da qualche anno, ma adesso ci sarà un motivo in più per tornarci e niente, grazie davvero per essere qua a tutti e per avermi fatto questa bellissima sorpresa. Grazie. Allora, come succede per tutte le edizioni del Lungomare delle Stelle, la prima parte della serata è dedicata alla parte, diciamo così, chiedo scusa per il bisticcio di parole, dedicato all'istituzionalità, cioè da questo momento, dalla cerimonia che staremo per vivere, intitoleremo ufficialmente il tratto del lungomare a te dedicato. Tu hai fatto un po' le prove generali oggi pomeriggio, e un po' in spiaggia, un po' nella conferenza stampa, quindi dovresti andare bene adesso. Ci riproviamo? Perché adesso è quello vero. Da adesso poi non si può più cambiare, il tratto a te dedicato rimarrà per sempre Lungomare delle Stelle, Tania Cagnotto. Lo facciamo? Facciamolo. Bene, allora, Sindaco, questa è la tua seconda edizione, quindi sai già come fare, quindi accompagna la nostra ospite, ti reggo il microfono. Benissimo, grazie a te. Allora, aiutateci. Allora, noi abbiamo visto un video dove tu comandi il sincro con Francesca Dallapè, dove tu dici sei pronta? Anzi, pronta? 1, 2, 3, giusto? Così, perfetto. Allora, Sindaco, tu da che parte ti metti? Di là, perfetto. Lei di qua, a favore di telecamere. Quindi dovete darmi una mano a fare il countdown. Allora io dico pronti e voi facciamo una prova. 1, no, 3, giusto? Ok, perfetto. Allora, adesso è quello vero. Io faccio il pronti. Allora, no, fai tu il pronti. Allora tu devi reggere un lembo da una parte e il sindaco dall'altra, ok? Come oggi pomeriggio. Meno male che abbiamo fatto le prove. Dai, allora la prima parte. Pronti? Eccolo, Lungomare delle Stelle, Tania Cagnotto, campionessa mondiale di tuffi. Che effetto fa? È bellissimo, sì, ho detto, fa veramente un bellissimo effetto, poi a vederlo anche proprio sul lungomare ancora di più, e quindi grazie. Mi piace perché ogni volta rimangono senza parole, non sanno che dire, perché finché gli dici vieni a prenderti un premio, un tratto di lungomare, sì, boh, sarà un premio. Infatti oggi parlavamo, ti ricordi, con papà Cagnotto che diceva sì, è carina questa iniziativa, ed era la conferenza stampa. Oggi abbiamo forse cambiato idea sulla manifestazione. A questo punto è la seconda parte, quella che sì, rimarrà in spiaggia questo, però quello che diventerà il nostro museo del Lungomare delle Stelle è il calco delle mani, come la Walk of Fame. Allora, mi hanno detto, Antonio Maria mi ha detto, raccomandati, prima come si fa? Bagnare le mani. Allora, si intingono le mani. Sì, dopo si firma, prima... tutte e due, certo. E adesso c'è il nostro cameraman che ci fa vedere, sì, ti spiego, vedi tu come metterti. Ce la fa? È la presa rapidissima. Adesso puoi toglierla, se no rimani là per sempre. Adesso puoi lavarli. Perché va bene rimanere nella storia di Jesolo, però con le mani là forse è un po' troppo. Quindi le mani, il calcolo l'abbiamo fatto, adesso ci laviamo le mani perché naturalmente che non rimanga del cemento, e adesso facciamo la firma. Quella pensa alla firma, la penna d'oca, che risale già ai tempi, vero Amorino? È la prima, quella di Alberto Sordi questa. Quindi dall'epoca, quindi dal 2001 che firmiamo con questo. Tocca a te. Un autografo come i migliori, come quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Col tuo nome? Scherzo.
Tania Cagnotto, perfetto, è proprio lei, ottimo, grande. Nella nostra Walk of Fame, non tutta in versione italiana ma in versione iesolana, adesso c'è un nuovo calco. Sindaco, che dire? Bene. Ci mettiamo un po' più al centro? Andiamo ad arricchire la collezione di calchi che nel futuro troverà anche una valorizzazione, perché abbiamo un importante museo di recente apertura nella nostra città, quindi la volontà è anche di raccontare appunto la storia di Jesolo attraverso i grandi personaggi che sono passati, quindi si aggiunge ulteriormente il nome di Tania Cagnotto, che andrà ad arricchire appunto il carnet di grandissimi personaggi, e penso che quest'anno nuovamente abbiamo offerto alla città, a un ospite d'eccezione e a tutti i nostri turisti veramente una grande edizione di Lungomare delle Stelle. Molto bene, allora io intanto chiamo la Eleonora di nuovo, la nostra cantante spettacolare. Facciamo così, lei secondo me se io le faccio delle domande non risponde perché è proprio impanicata, ha preso, è un'emozione che le ha creato un groppo alla gola che non riesce a dire niente, quindi io, il sindaco, facciamo così, io l'accompagno sul palco, sì. Poi facciamo una chiacchierata, tu ti godi lo spettacolo, facciamo così? Perfetto. Buona serata. Buona serata a te, grazie. La nostra Eleonora, c'è scappata la cantante. In questo momento dovrebbe esserci il nostro momento della... Eccola qua. Stava forse facendo le ultime prove. Non si sente dietro. Ah, non si sente dietro. Ah, caspita. Dobbiamo chiamare qualcuno che chiami. Allora, facciamo così. Ti offro il mio braccio. Eccolo qua. Da che parte ci mettiamo? Perfetto, scegli tu. A secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care music, oh yeah. It goes like this, the 45th, the minor fall and the major league, the bar for king composed, hallelujah, 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 Your plan was wrong, but you need a proof. You saw a wedding on the roof, a beauty and the moonlight of a Troya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew deep. Hallelujah, 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 hallelujah.
Brava, complimenti, veramente. Allora, in questo momento, secondo me, Tania vorrebbe essere dall'altra parte, rilassata, a godersi lo spettacolo. Mi ha detto, ma guarda che bello, insomma, ho anche lo schermo, la TV, vero? Cosa si prova a vedere tutta questa gente che a distanza di tempo si ricorda ancora di Tania Cagnotto e dei suoi successi? Infatti dicevo, è passato un po' di tempo che non vedevo così tanta gente. L'ultima volta, me la ricordo, è stata proprio dopo Rio, quando hanno fatto la festa a Bolzano, quindi sono passati qualche annetto. Qualche tempo, perché Rio, ricordiamolo, Sì. era il 2016. Sì, Era il sì. 2016 dove appunto hai vinto 2 medaglie, una con Francesca Dallapè e Sì. appunto una dal trampolino 3 metri. Esatto. Mi ricordo tutto. Hai studiato benissimo. Ho studiato bene. Allora, a proposito, per chiudere con la parte istituzionale, leggo la parte centrale della lettera che ha inviato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che era stato invitato, non ha potuto essere presente e che però ha voluto esserci almeno con un messaggio rivolto a te. Lo leggo: esprimo con la presente, e questo è rivolto al sindaco, naturalmente il sindaco Del Zotti, poi rivolto chiaramente a te e a tutta la cittadinanza. Esprimo con la mia vicinanza a questo importante appuntamento che, traendo spunto dalle progettualità delineate nel tempo, omaggia una grande personalità per il panorama sportivo nazionale. La portata delle gesta di Tania Cagnotto si descrive da sola. Gli ori e i trionfi, oltre a emozionare numerosi appassionati, vengono ulteriormente impreziositi dall'impegno solidaristico profuso a favore del centro specialistico per l'autismo, il Cerchio Der Kreis di Bolzano. Alla luce di queste considerazioni, accolgo con grande soddisfazione la decisione dell'amministrazione comunale di omaggiare, mediante questo gesto ricco di significati, la dedizione di una grandissima atleta, tanto dentro quanto fuori le vasche. Firmato dottor Luca Zaia, presidente del Veneto. Tra l'altro, mille. in platea abbiamo anche, che rappresenta la giunta, l'assessore Calzavara e il presidente del Consiglio Comunale di Jesolo, ma consigliere regionale della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto. Però non abbiamo soltanto questo messaggio, ne abbiamo recuperato un altro. Vediamo di chi si tratta. Il video 2, grazie. Ciao a tutti, complimenti per questa iniziativa. Lungomare delle Stelle 2023. So che volete dedicare un tratto di spiaggia alla grandissima Tania Cagnotto, una persona che ha reso ancora più importante lo sport italiano, non solo la sua disciplina e i tuffi, al quale sono particolarmente affezionato, a lei, a tutta la sua famiglia, a Giorgio, anche con un senso di gratitudine e riconoscenza. La carriera dell'atleta, ma anche secondo me è importante sottolineare e ricordare la cornice, la storia della persona, della donna, della mamma, e con tutto quello che ha accompagnato il percorso in una vita sportiva di grande successo. Sono lontano, ma in realtà sono molto vicino a voi. Faccio veramente complimenti per chi ha avuto quest'idea, questa iniziativa. Celebrare e ricordare non solo per la memoria chi è stato così significativamente importante e decisivo per accrescere il prestigio e la meravigliosa favola del nostro mondo, e credo che sia per certi versi un dovere, e tutto questo dà valore aggiunto alla vostra meravigliosa comunità di Jesolo. Complimenti, grazie, viva Jesolo, viva Tania, viva il CONI, viva lo sport, viva l'Italia. Per chi non l'avesse riconosciuto, si tratta del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Insomma, Giovanni allora è sempre stato molto vicino agli atleti, alle atlete, e questa ne è un'ulteriore testimonianza. Però anche in questo caso non si tratta di un atleta, nel tuo caso nella fattispecie, che ha terminato ieri, e già qualche anno dicevamo prima, però è importante che sottolinei appunto l'importanza, chiedo scusa anche qua per i bisticci di parole, l'importanza di quello che hai dato allo sport italiano. Questo ti fa sentire come?
come ha detto il sindaco, oggi mi farà sentire immortale questo lungomare, quindi no, mi fa veramente tanto onore e piacere, anche perché soprattutto appunto riceverlo adesso dopo qualche anno che comunque ho smesso, scusate, ha un'importanza diversa, un'importanza in più, ha quasi più valore adesso che se l'avessimo fatto qualche anno fa subito dopo, perché subito dopo magari non ci avrei dato questo, non avrei sentito questo affetto e non avrei dato questo peso, quindi sono veramente felice che sia successo adesso. E noi ringraziamo il presidente del CONI, ringrazio naturalmente anche il collega dell'ufficio stampa che è riuscito a beccarlo, perché lo ha tallonato, perché era un periodo non facile, perché naturalmente erano in corso i mondiali e quindi c'era tutto il CONI, tutta la Federazione Italiana Nuoto direttamente spostata e concentrata sui mondiali, quindi grazie che ha potuto realizzare questa cosa. Forse chiedo alla regia, c'è un altro collegamento? Lo possiamo recuperare magari? Intanto mandiamo... Eccolo qua. Ciao a tutti. Stefano ciao, Bizzotto. Ciao, Tania. E facciamo un applauso. L'applauso di Piazza Mazzini a Stefano Bizzotto. Ciao, grazie a tutti. Mi spiace non essere con voi, ho avuto una concomitanza di impegni, però insomma ci sono a distanza e mi fa piacere che questo riconoscimento assegnato ad una ragazza che io ho avuto la fortuna di vedere nascere tufisticamente parlando, ho avuto la fortuna di accompagnarla lungo una carriera straordinaria, fatta di momenti meravigliosi o anche di momenti meno belli, da cui però ha saputo reagire, risollevarsi, costruendo poi una leggenda, qualcosa di mortale. Allora, Stefano Bizzotto, per i pochi che non lo avessero riconosciuto, giornalista RAI, telecronista RAI. Per quanto riguarda il calcio, visto che ci sono molti calciofoni, immagino, in Piazza Mazzini, commentatore soprattutto della nazionale Under 21, ma non solo chiaramente, e commentatore anche telecronista per molti altri sport. In modo particolare, a un certo punto della sua carriera ha iniziato a commentare Tania Cagnotto. Tra l'altro ne è diventato talmente appassionato, talmente quasi anche, direi, tifoso, da realizzare un documentario su Tania e anche un libro appunto su Tania Cagnotto. Ma Stefano, cosa ha di speciale Tania Cagnotto? Ma di speciale ha, secondo me, l'umiltà, la costanza, la predisposizione al sacrificio, perché a lei l'allenamento, i ritiri, le lontananze da casa non hanno mai fatto paura. Io so che ci sono ragazzi che si avvicinano a questo come a tanti altri sport e poi quando vedono che c'è da, fra virgolette, soffrire, lasciano stare. Lei invece è sempre stata di esempio per tutti quanti hanno praticato questo sport. Io non l'ho mai vista lamentarsi della fatica, insomma è stata veramente esemplare, alla fine è stata anche premiata con queste 2 meravigliose medaglie olimpiche. Secondo te poteva fare qualcosa di più? In tanti si aspettavano magari anche l'oro olimpico, poi toccheremo anche questo tasto con lei. Guarda, la Tania ha avuto una sfortuna davvero grande di trovare sulla propria strada un paese di più di 1 miliardo di abitanti, di centinaia di migliaia di praticanti, che è la Cina. Insomma, ricordiamoci, Klaus Di Biasi e papà Giorgio non avevano i cinesi sul loro cammino. Io non lo so, a volte li stuzzico un po' Klaus e Giorgio, dico guardate che con la Cina non è che avreste vinto tutte queste medaglie. Tania non solo ha trovato la Cina, ma ne parlavamo anche di recente con Giorgio, negli anni d'oro di Tania, possiamo classificarli dal 2005, prima medaglia mondiale, al 2016 medaglie olimpiche, la Cina non ha mai sbagliato una gara del trampolino donne 3 metri, ha fatto percorso netto, mentre invece nelle altre specialità, il trampolino maschile e la piattaforma donne e piattaforma uomini, almeno una volta i cinesi o le cinesi hanno mancato una gara. L'unica specialità dove non hanno sbagliato nulla è stata proprio quella di Tania. Lei è stata sfortunata perché nei suoi anni migliori ha trovato le più forti tuffatrici di tutti i tempi, da Guo Jinjing a Fu Ningxia, insomma peggio di così non poteva andarle, eppure lei è stata capace anche di batterle, le cinesi, perché noi parliamo giustamente delle medaglie olimpiche, ma lei ha vinto un oro mondiale dal metro. In quella gara di Kazan, vero Tania, la Cina schierò le atlete più forti, malgrado questo vincesti tu.
Volendo metterla con una battuta, Stefano, la Cina si è messa in mezzo veramente da tutti i punti di vista, perché non solo perché sulla sua strada, nelle gare, ha trovato appunto le cinesi, ma perché nel momento in cui stava per riprendere dopo la prima maternità, tentando l'ultima Olimpiadi, è arrivato il Covid, che si dice possa essere arrivato proprio da quelle parti, quindi la Cina ha messo il bastone tra le ruote. Combinata grossa. Veramente, no. Vero Stefano? È vero, è vero, è vero, però allora, una delle tantissime cose che mi è sempre piaciuto di Tania, che non ha mai provato la minima invidia nei confronti delle cinesi, perché una volta lei mi disse, ma è giusto che loro vincano, perché loro hanno solo i tuffi nella loro vita, mentre noi comunque possiamo anche pensare a divertirci, ad andare ogni tanto in discoteca, ad andare in vacanza, nella loro vita c'è soltanto i tuffi e in fin dei conti lei diceva è giusto che alla fine vengano premiate con i risultati. Certo. Vuoi chiedergli qualcosa? È a distanza, puoi anche sgridarlo se per caso ha detto qualcosa una volta di te che non andava bene. Anzi, lo ringrazio sempre perché riesce sempre veramente a descrivere e a descrivermi nelle parole che magari vorrei usare io ma che non sono capace. Quindi veramente grazie Stefano innanzitutto per tutti questi anni che ci siamo veramente divertiti insieme, perché a un certo punto appunto lui era diventato una sorta di mascotte, cioè quando non commentava lui le mie gare mi infastidiva parecchio. Siccome non questa c'è per niente la scaramanzia nello sport, esatto. È vero? Quindi lui doveva esserci, faceva parte del team. Allora, Stefano, da grande giornalista a mascotte porta fortuna, insomma uno ha studiato tanto per diventare una mascotte, bella questa cosa. Esatto, no, è vero, è vero. Sì, ringrazio ancora per le parole dette. È vero che ho avuto le cinesi, però anche come diceva sempre mio papà, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ed è vero, forse se non avessi avuto l'esempio delle grandi cinesi, magari anch'io non sarei arrivata dove sono arrivata. Quindi e siccome tu nelle tue vene scorre il sangue piemontese da una parte e alto altesino dall'altra, sei bella tosta. Sì. Così dicono. Così dicono. Stefano, allora, prima si è scusato Stefano, non l'abbiamo detto noi, doveva essere il nostro ospite qui a Jesolo, poi ha avuto un contrattempo, però è stato estremamente gentile a prestarsi per almeno questa decina di minuti per un collegamento, per portare la sua testimonianza, perché chi meglio di lui conosce appunto Tania Cagnotto. Quindi grazie ancora Stefano. Grazie a voi, grazie a Tania per tutto quello che ci ha regalato in questi anni. E naturalmente ti aspettiamo a Jesolo a questo punto per passeggiare sul lungomare Tania Cagnotto. Ben volentieri, ben volentieri. Grazie, buona serata. Grazie, ciao Stefano. Ciao, ciao. Ciao. Allora, ritorniamo a riavvolgere il nastro. Leggenda narra che in realtà, allora, se succedeva quello che volevano i tuoi genitori, oggi non saremmo qua a premiarti come la migliore tuffatrice europea, oltre che italiana, perché loro non ne volevano sapere. No, giusto? Giusto, loro hanno tentato di farmi fare tanti altri sport, ho provato con il tennis, col sci, ma morivo dal freddo. Il tennis non ero molto portata e alla fine mi divertivo di più a buttarmi in acqua avanti e indietro. Noi abbiamo trovato il tuo primo tuffo, vediamo se dalla regia lo possono mandare. Quello vero o quello che... Ma chissà, vediamo. La tua prima esperienza con l'acqua. È il video 3, indichiamo, forse arriva. Questo è quello che volevano farti fare. Quello che volevano farmi fare, esatto. C'è anche il volume, perché il papà Cagnotto è un appassionato di video. Da Bolzano era più probabile che diventasse una sciatrice forse che una tuffatrice in effetti, ma non ci sono riusciti. Allora, tanto piccola parentesi, stiamo parlando di Giorgio Cagnotto, che non è stato un tuffatore, è stato il tuffatore italiano. Possiamo togliere il video adesso. Parlano da sole, ad esempio, le 4 medaglie olimpiche che si è portato a casa, 2 d'argento e 2 di bronzo. Questo è Giorgio Cagnotto, papà di Tania, che dal 2000 è tecnico federale della nazionale italiana. La mamma, che si chiama Carmen, anche lei è stata campionessa italiana. La cosa è un po' particolare perché
Allora, noi abbiamo avuto ospite, ad esempio, per il basket, Simone Fontecchio. Papà, atletica leggera, mamma cestista. Ma tu, papà Tuffi, mamma Tuffi, Tania Tuffi. Forse Nonno per questo... Tuffi. Anche nonno? Anche il nonno. E com'è sta cosa? No, ma Una noia. potete dare un microfono, per favore, a Giorgio Cagnotto? Buonasera. Giorgio, ma mi spieghi perché non volevate far fare i tuffi a Tania? Ma perché poi probabilmente diventava una cosa patetica, fra virgolette. E poi le tensioni che ho provato io con Carmen, mia moglie, per le gare, e non volevamo magari fare la stessa strada. E abbiamo tentato, ma poi è venuta in piscina, si è divertita, era un bel gruppetto, avevamo creato una bella squadra e quindi lei si è appassionata e si è innamorata di quello. Poi dopo ha avuto anche dalla sua le caratteristiche per fare questa disciplina, perché un po' bisogna anche nascere per fare determinati sport, non tutti possono fare, io per esempio non potevo fare pallacanestro, certo. e quindi bisogna nascere un po' predisposti per quella gara. Ma potevi fare tranquillamente il play nelle pallacanestro, insomma, sono un po' più bassi. Neanche. Ma quindi alla fine ti sei rassegnato, però il fatto che sei diventato il suo allenatore è perché la volevi seguire, starle appresso, non ti fidavi molto dell'ambiente, dico, o perché volevi trasmettere ancora di più quello che sapevi di questo sport, così difficile, così duro, perché richiede tanto allenamento, tanta abnegazione. Ma devo dire che le cose sono venute tutte abbastanza naturali. Prima c'era mia moglie, la Carmen, che mi curava la parte dei giovanile. E quindi per i primi 6-7 anni ho allenato la Tania con un bel gruppetto. Poi io avevo la squadra nazionale già e piano piano la Tania si è messa in luce e poi la mamma a casa doveva fare i compiti con la figlia e allora dico, ma mi ritrovo una professoressa che mi fa in piscina l'allenatrice, a casa mi fa da maestra, allora dividiamo le cose e quindi alla fine diciamo poi è passata a me ed è andata avanti fino alla fine. L'ultima cosa, se no diventa un lungomare Giorgio Cagnotto, ma soddisfatto della carriera che ha fatto Tania? Sì, direi proprio di sì, perché alla fine ha fatto sacrifici, l'abbiamo fatti tutti, specialmente questa signora che ce l'ho vicina, perché noi andavamo via, prendevamo valigie, poi tornavamo dopo 2 mesi, di un mese si ritornava, si cambiava valigia, si partiva, quindi non è stata una vita proprio facile, però ci siamo divertiti. E alla fine siamo tornati con diciamo un bel bottino, diciamo. Direi di sì, direi abbastanza sufficiente e soddisfacente. Grazie a Giorgio Cagnotto. Grazie a voi, complimenti per tutti. Grazie. Là c'è una vasca. No, non ti facciamo fare un tuffo, anche se la tentazione è forte. Leggenda narra che il tuo primo tuffo sia stata nella vasca dei pesci rossi. No, è così? Sì, pare che sia vero, io non me lo ricordo perché avevo 2 anni, quindi pare che io sia caduta all'acqua acetosa proprio nel laghetto dei pesci rossi e mi hanno ripescato. Un po' come ha fatto Obelix dentro la pentola della pozione magica, insomma, e poi là è diventata fortissima. Allora, inizi comunque già da giovanissima, carriera che spicca subito il volo, anzi il tuffo, in questo caso, quindi 99, 2000, 2001, già affermazioni a carattere internazionale. Agli europei di Berlino del 2002 già un primo bronzo nel sincro e l'argento nella piattaforma e poi a livello mondiale arriva a Montréal nel 2005 una importante medaglia. Si tratta della prima medaglia mondiale vinta da una tuffatrice italiana e noi vogliamo riviverla con te. Salto mortale e mezzo, rovesciato carpiato, coefficiente di difficoltà 3. Un sospiro, l'ultimo e poi via. La rincorsa,
Il presalto balzellato, la novità di quest'anno, sta piovendo a dirotto. C'è molta più concentrazione del solito. Cioè, non so se hai fatto caso Stefano, ma è rimasta sul trampolino molto. Un balzello, il secondo, il presalto, la tavola presa bene. Sì, buono! È buono! Andiamo a quota 70 se non li superiamo forse. Forse il fattore pioggia consentirà a Tania anche qualche mezzo voto in più. 78,30! 78,30! Attenzione! 591,27! La Paccalina dovrà fare 95 punti. Mamma mia, grande Tania! Però prima c'è la Hartley che non ha più niente da dire, poi Lindbergh e Paccalina, i due minuti più lunghi nella storia di... A parte che eri una bimba, vero? Sì, ero molto bimba, sì. Cosa si prova a rivedersi? Com'è stato? Te la ricordi quell'edizione? Sì, me la ricordo anche soprattutto perché è stata la gara più particolare di tutta la mia carriera, perché l'hanno interrotta per un forte temporale, proprio prima dell'ultimo tuffo, proprio quando avevo visto sul tabellone che mi stavo giocando la medaglia di bronzo, che non me lo stavo neanche mai sognando. E quindi mi ricordo proprio che mi hanno detto no, bisogna aspettare che passa il temporale, e io ero impanicata perché ho detto non posso aspettare adesso che mi sto giocando qualcosa di così importante. È stata una gara lunghissima perché poi appunto l'hanno interrotta, ma una delle più belle perché appunto questa è stata la prima e quindi veramente niente di aspettato. Da lì in poi è cambiato tantissimo perché iniziavo ad aspettarmi le cose e quindi a vivermele molto peggio. Quindi quella è stata la mia ultima gara che ho vissuto ancora bene. E forse anche gli altri si aspettavano molto da te. Sì, in prima linea gli altri, però poi automaticamente passava anche a me stessa la pressione. Poi ci sono stati gli europei di Torino nel 2009, tra l'altro leggo qua perché il curriculum di Tania è veramente lunghissimo. Allora, intanto ha contribuito alla storica 7 medaglie che sono state portate a casa, le 7 medaglie conquistate dall'Italia in questa manifestazione europea. Lei è diventata la prima tuffatrice, la seconda in assoluto ad aggiudicarsi 3 ori in una sola edizione dei campionati europei. Cioè eri in una forma spettacolare. Sì, anche quell'anno di Torino me lo ricordo bene perché appunto da lì ho anche iniziato, diciamo, anche le persone, la gente ha iniziato a conoscermi, ho iniziato ad avere un po' una fama, a essere riconosciuta e quindi aumentava un po' questo peso, questa responsabilità perché comunque ero giovane e infatti anche da lì ho iniziato anche a collaborare con una psicologa sportiva perché comunque le gare me le stavo, non mi divertivo più come una volta, non le facevo più spensierate, ma era diventata una sorta di, non dico lavoro perché mi sono sempre divertita e ho amato quello che facevo, però mi ricordo che la tensione era alta e si passavano anche dei mesi appunto dove avevi il pallino fisso, il chiodo fisso con insomma i pensieri che erano sempre lì, però negli anni poi ho imparato un po' a gestirla. Anche perché poi questo è uno sport molto da solisti. Tu hai una squadra, hai l'allenatore, il coach, il commissario tecnico, il malago di turno che appunto vi accompagna, eccetera, però poi alla fine siete voi. Cioè sei tu e tu. Quando sei sul trampolino cosa si pensa, se si pensa a qualcosa? Sì, lì si pensa al 3, io diciamo personalmente cercavo di pensare a non più di 3 cose fondamentali che mi servivano a concentrarmi, cercavo di crearmi una sorta di bolla immaginaria dove potevano entrare solo i pensieri che mi servivano proprio per tenermi concentrata e focalizzata su quello che facevo. E ogni tanto ci riuscivo, ogni tanto non ci riuscivo, bastava un niente per rompere quella bolla e far entrare pensieri che non dovevano entrare, però sì, è uno sport molto individuale. Ecco, tanti si aspettavano tanto da te e sono arrivate le delusioni. Quando arrivano le delusioni sono delle vere e proprie mazzate. Stiamo parlando, ad esempio, soprattutto, di Londra 2012. Tantissime aspettative nei confronti di Tania e invece arrivano 2 medaglie, ma di legno.
E là cosa è successo? Tra l'altro c'erano le cinesi sempre che rompevano le scatole, però non è stato soltanto quello. No, le cinesi si sapeva, infatti io mi giocavo un posto, il terzo, neanche a pensare di prendere la medaglia d'argento o di qualcosa di più. Infatti in semifinale ero arrivata seconda e forse è anche stato quello che poi in finale saltare come penultima tra le due cinesi ha aumentato un po' l'ansia e niente, quelle Olimpiadi dovevano essere in teoria le mie, avevo 27 anni, quindi in forma perfetta. Nelle ultime edizioni ai mondiali e in Coppa del Mondo ero sempre arrivata terza, quindi uno si aspettava di riconfermare il terzo posto. Invece nel giro di una settimana ho preso appunto 2 medaglie di legno, tra l'altro per 20 centesimi nell'individuale e 2 punti nel sincro. Un battito d'ali. Niente, sì. E quello sicuramente è stata la mia batosta più grande. E siccome noi siamo un po' cattivelli dentro, immaginavo. abbiamo trovato questo video. Chiediamo scusa subito per la qualità, però insomma magari ne facciamo vedere un pochino e poi lo interrompiamo. Francesca, l'abbraccio di tutti gli italiani per questa tua gara, di nuovo il record dei tuoi punti personali, ma non è bastato. Non ho neanche visto quanti punti ho fatto. 362,20. Un decimo in più di ieri, ma maledettamente 2 decimi in meno rispetto alla messicana. Dai, tra me, dal sincro erano 2 punti. Oggi 20 centesimi, sembra che mi abbiano maledetto a ste Olimpiadi. A questo punto, diciamo... Lo fermiamo qua perché mi fa venire l'ansia soltanto a riguardarlo, perché era cioè il rubinetto delle lacrime che non si fermava più. Il giornalista che pungeva ancora, sì. Tra l'altro stavo rivivendo quello vissuto ieri sera, piccolo aneddoto. Ieri sera Tania mi manda un messaggio, era un po' sul tardi perché aveva bisogno di una cosa, dal punto di vista organizzativo. Le faccio, guarda, tanto sono ancora alzato perché sto guardando i tuoi tuffi. In realtà ti ho benedetto perché stavo guardando proprio quell'intervista e stavo male io per te, per una cosa vissuta ormai 12 anni fa. È stata veramente una cosa che ti ha colpito tantissimo quella. Sì, è vero, soprattutto quel momento lì è stato forse il momento più difficile di tutta la mia carriera, perché va bene subito dopo la gara ti viene un colpo al cuore perché appunto vederti scivolare via un sogno che coltivavi da anni, vabbè, e poi però devi affrontare tutto il dopo, no? In quel momento avrei voluto solo scappare nel villaggio olimpico e piangere. No, invece dovevi dare sottostare alle interviste, spiegazioni, esatto. eccetera. E quelle sì, sono sempre le cose più dure che però vanno fatte. No, l'abbiamo fatto vedere anche per dare seguito a quello che diceva il sindaco, l'ho detto anche oggi in conferenza stampa. Noi scegliamo i personaggi non soltanto per le medaglie che hanno vinto, ma anche per l'alto valore umano e per la capacità che hanno di lanciare dei messaggi quando si cade, perché è facile essere sulla cresta dell'onda, molto meno naturalmente quando si cade per terra, come sei caduta tu a Londra. Allora, per cercare di stemperare un po', diciamo così, le emozioni un po' sul basso, un po' down, abbiamo trovato questa clip, grazie a Stefano, che forse ti tirerà su un po' il morale. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Beh, direi bello, grazie. emozionantissimo. Sì.
Anche perché ci avete buttato sempre qualche immagine di Londra in mezzo. Però avrò cura di te. Sì. Anche Jesolo adesso avrà cura di te. Da questo momento in poi avrà cura di te anche in queste situazioni. Allora ritorniamo a parlare di successi, poi andiamo in Kazan, in Russia. Siamo ai mondiali, che anno è? 2015. 2015 e arriva. Noi abbiamo trovato un frammento solo, abbiamo visto insieme oggi, non è propriamente l'ultima gara, ma è giusto per far vedere cosa è successo in Kazan, dove si giocavano appunto, si disputavano i mondiali e lei ha portato a casa la medaglia d'oro. Tania Cagnotto, anche per lei l'1,5 rovesciato carpiato. Che bello, spettacolo. Beh, qua la treccia era ancora corta, vero? Determinazione. Questo che tuffo era questo? 1,5 rovesciato, il mio preferito, diciamo. E diciamo era a che punto eri? L'ultimo, però questa era la semifinale. Questa era la semifinale. Sì. In finale sei arrivata all'oro precedendo chi? La cinese. Eccola là, qua ti volevo. E finalmente ste cavolo di cinesi, caspita. No, naturalmente stiamo scherzando, massimo rispetto. Allora, Tania, prima abbiamo elencato tutta una serie di successi, di record che ti appartengono. Ce n'è un altro che non abbiamo ancora detto, perché tu hai disputato tantissime gare con Francesca Dallapè. Lei e Francesca sono diventate la coppia di tuffatrici più longeva e più vincente al mondo. Cos'è per te Francesca? Ma Francesca direi la potrei definire un po' una sorella che non ho mai avuto, quindi perché veramente ho passato per anni più tempo con lei che con mio marito, perché viaggiavamo insieme, passavamo mesi insieme ad allenarci, stessa stanza, mangiavamo le stesse cose, veramente vivevamo in simbiosi, quindi la conosco come le mie tasche, lei viceversa, e siamo state capaci veramente a essere una squadra proprio vera, che quando lei aveva momenti down la tiravo su io, viceversa, e questa è stata un po' la nostra forza. La vostra forza. Allora, io e Andrea Rossi Tonone, il collega dell'ufficio stampa del Comune, ci siamo chiesti dopo che ci siamo sentiti al telefono e tu mi hai ripetuto questa bellissima frase, ci siamo detti, ma lei cosa penserà di Tania Cagnotto? Penserà alla stessa maniera? E gliel'abbiamo chiesto. Prego. Buongiorno a tutti. Sono lontana, ma è come se fossi lì vicino a voi per questa bellissima cerimonia di oggi. Innanzitutto tanti complimenti al Comune di Jesolo per questa bellissima iniziativa. Credo che dedicare un tratto di lungomare ad un atleta sia una cosa bellissima ed importante. Lo sport è una cosa meravigliosa e quindi non so, mi rende tanto orgogliosa. Ma soprattutto dedicarla ad una grande sportiva, una grande atleta come Tania, perché Tania è stata la mia compagna di avventure, la mia compagna di esperienze e di momenti indimenticabili, ma sono tanto contenta per lei perché è anche una mia grande amica, quindi tante congratulazioni anche a te Tania e non vedo l'ora di percorrere questo lungomare insieme a te. Buona cerimonia a tutti, un bacione. Beh, insomma, ha confermato a quanto sembra. Sì. No, ci sentiamo sempre, adesso ci si vede di meno perché con 2 bambini suoi, 2 miei, è un casino. No, ci si vede bene un cavolo. Voi adesso vi prendete i vostri figli e venite a fare la passeggiata sul tuo lungomare delle stelle, giusto? Va bene, sì. Ascolta, ma è vero che lei ti stava per convincere, e forse l'aveva anche fatto, a partecipare alle Olimpiadi del 2020, che poi si sono svolte nel 2021 in Giappone?
Sì, lei è stata un martello pneumatico. Prima che rimanessi incinta mi metteva fretta di rimanere incinta perché probabilmente nella sua testa si era già fatta i calcoli. Appena ho partorito mi ha detto bene, adesso Bellissima questa cosa che aveva calcolato lei per te che dovevi rimanere incinta. Sì. Appena ho partorito mi ha detto ti do 6 mesi di tempo per rimetterti in forma, rastodarti un po' perché dobbiamo andare alle Olimpiadi di Tokyo. All'inizio l'ho presa per matta perché ho detto no, io ho finito, ho chiuso, non ne voglio più sapere. E dopo ha battuto sui fianchi e devo dire che poi alla fine mi ha convinto per rimettermi un po' in forma e ci siamo riallenate e devo dire che siamo anche tornate in forma dopo un bel anno buono. Abbiamo iniziato a fare qualche qualifica italiana, una gara anche internazionale che siamo andate molto bene e poi è arrivata la pandemia. Poi sono arrivati i cinesi anche là, vero? Sì, in qualche modo. Poi ci hanno fatto Ma quel com'è bel stato regalino. riprendere? È come quando ci si prende un anno sabbatico dall'università e poi è difficile riprendere gli studi? Ma allora all'inizio è stato veramente difficile, soprattutto proprio a livello fisico, ma tipo proprio atletico, nel senso ho fatto fatica a iniziare a correre, a tirare su dei pesi, a fare proprio la preparazione atletica, mentre poi quando sono salita sul trampolino è stato un po' come andare in bici, che era quasi, sembrava non fosse passato del tempo. Però poi a fare i tuffi quelli veri si vedeva la differenza, sì. E è stato bello però perché per un anno, a parte appunto riuscire a ritagliarsi 2 orette di tempo dalla vita da mamma, ci faceva bene a entrambe. E quindi anche se poi non è andata a finire come volevamo, è stata una bella esperienza lo stesso, sì. E a proposito di belle esperienze, allora riviviamo le ultime 2 medaglie internazionali, quelle olimpiche, quelle che hanno un peso specifico molto importante. Siamo a Rio, anno 2016. Vediamo cosa è successo quei giorni. Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, doppio salto mortale e mezzo, ritornato carpiato. Conta? Sì. 1, 2, 3. Sì! Grande! Arriva la medaglia! Sì! C'è la medaglia! Doppio salto mortale e mezzo, rovesciato carpiato. Sulla luna! Spettacolo! Siamo nelle mani dei giudici. Fuori questi 9 e mezzo! Premiamo questa atleta! 81! Sì! 81! È il record! Sì, il record! Una volta sopra i 370! Grande Tania! Grazie per questa ultima emozione! Io mi alzerei in piedi però. Grazie.
Perché cosa vuoi dire? Grazie di cuore, veramente. E la cosa bella è che sono passati 8 anni e la gente ha applaudito e secondo me ha trattenuto il fiato come fosse in diretta praticamente. Al netto di quel signore che è il momento topico dell'abbraccio spuntata alla testa nell'inquadratura, tu chi stavi salutando che hai puntato da una parte, che hai sorriso? Era tuo papà? No, ho abbracciato mio papà, quello che ho abbracciato era mio papà e ho salutato, ho guardato in su perché sono venuti un gruppo di miei amici e mio marito, che non era ancora mio marito, ma quindi insomma, a me piaceva sempre sapere dove stavano le mie persone che venivano a vedermi, mi dava serenità e quindi sapevo benissimo dove erano e insomma volevo condividere anche con loro questo momento. Allora io vorrei dire 2 cose, ricordarne una, che tu hai gareggiato come Fiamme Gialle. Sì. E quindi ringrazio il tenente Luca Caligiuri della tenenza, il comandante della tenenza di Jesolo in rappresentanza del comando provinciale. Grazie per la sua presenza. L'altra cosa è grazie chi ha deciso di chiamarti qua, perché guarda, ne abbiamo parlato più volte nella squadra che abbiamo formato tra chi ha organizzato questo evento in comune, con la Silvia, con Andrea, con Graziana, e ci hai permesso di emozionarci ancora una volta. Noi ci siamo guardati e riguardati e ogni volta c'erano i brividi che correvano lungo la schiena, lungo le braccia, perché quello che hai fatto è stato veramente qualcosa di importante. Grazie ancora Tania. Grazie a voi per averlo organizzato, grazie. Detto questo, tu ti ricordi qual è stato l'ultimo tuffo tuo? Sì, perché l'ultimo tuffo avevo fatto la gara di addio, che avevo fatto una bomba. Eccola qua, e noi l'abbiamo pescata perché tu pensavi che non ci riuscissimo. E allora l'ultimo tuffo di Tania Cagnotto, dice Tania Cagnotto finisce la carriera, super tuffo, eccetera, farà il record del mondo, dell'universo, di 1000 mondi paralleli, e invece è successo questo, perché è tornata bimba Tania Cagnotto e ci ha fatto questa cosa qua. Anche qua ci scusiamo per la qualità, ma l'abbiamo beccato c'era Tele7, mi pare, che è una TV piemontese, che ha... Vediamo se parte il filmato. Te la chiamavano anche. La bimba che era caduta nella vasca con i pesciolini rossi è ritornata. Perché hai voluto chiudere così? È stato veramente sempre un piacere passiamo pure. stare in questa piscina. Ho voluto chiudere così perché mi sembrava sennò troppo banale fare un tuffo normale, e visto che me l'hanno chiamata non l'ho mai potuta fare, tanti mi dicevano ma in una gara facci una bomba, no? Non potevo, e quindi l'ho fatta lì. Tra l'altro non lo sapevo, ma ero già incinta lì. E dai. Quindi però è andato tutto bene. Ma immagino che la Francesca lo sapesse. No, non lo sapevo neanche io. Non aveva deciso lei? Non lo sapevo neanche io. Ecco, no, perché insomma aveva deciso per te. Probabilmente lei, esatto, se lo sentiva. Che bello. Là, tra l'altro, ha un significato particolare perché era la palestra dove avevi iniziato, la piscina dove avevi iniziato? No, è la piscina comunale di Torino, okay. E dove, devo dire, ho fatto le gare forse più belle perché era sempre pieno, e per i tuffi comunque non è che a Bolzano non c'era un pubblico vasto, invece lì era proprio pubblico da stadio, venivano tutti, si vede anche perché lì è iniziato tutto anche con mio papà, e abbiamo fatto delle bellissime manifestazioni lì. Senti Tania, io sono seduto qua, per cui ho la vasca dritta a me. La tentazione di andarci c'è? No, ho anche un po' freddo. Allora, siccome quindi ci aspettavamo questa risposta,
abbiamo chi lo farà per te. Bene. Quindi ci fermiamo un attimo, noi ci riposiamo e ci godiamo questo spettacolo a te dedicato. Conta? Sì. 1, 2, 3.
Bellissimo spettacolo, ringraziamo gli artisti della Stardust di Milano che ci hanno tenuto compagnia all'inizio e adesso con questa spettacolare esibizione. Tu ste robe qua non le avresti mai fatte. Allora Tania, noi ci alziamo in piedi perché siamo arrivati alla terza parte della serata, quella dedicata un po' più, diciamo così, al sociale. Vorrei invitare il sindaco Christopher De Zotti, se cortesemente potete fornirgli anche un microfono, grazie, a raggiungerci sul palco. Ci portiamo davanti. C'era il microfono per il sindaco, grazie. Allora, l'abbiamo detto prima, sindaco, io mi sposto. Tania si è prestata fin da subito ad appoggiare una delle due iniziative, diciamo, dedicate al sociale che ha voluto organizzare il Comune. La prima è quella dedicata alla campagna contro i tuffi. Ci vuoi spiegare perché? Sì, allora, Lungomare delle Stelle ovviamente, oltre ad essere una grande manifestazione turistica per la nostra città, vuole essere anche un momento di solidarietà, di beneficenza e anche di poter trasmettere dei messaggi appunto di carattere sociale. Da qualche anno la città di Jesolo e l'ASL, l'azienda sanitaria del nostro territorio, cerca con un'azione comunicativa forte di scoraggiare i ragazzi a fare quella che è una pratica di per sé vietata, che è tuffarsi dai pontili. La spiaggia di Jesolo ha questa caratteristica di avere decine e decine di pontili che sono degli elementi di difesa idraulica del territorio, ma spesso dai più giovani in qualche attimo di follia sono diciamo visti come un momento di trasgressione. Purtroppo questo comporta dei rischi gravissimi. Anche quest'estate purtroppo un giovane, e spesso sono veramente giovanissimi, poco più che adolescenti, ha visto la propria vita rovinata, compromessa per sempre, perché purtroppo il fondale è molto basso e non viene percepito come un rischio. Con l'occasione del Lungomare delle Stelle abbiamo detto chi meglio di Tania Cagnotto, che è una grande tuffatrice, quindi può essere molto più efficace del sindaco, del direttore dell'ASL, dell'amministrazione comunale a spiegare ai ragazzi perché non bisogna fare questa cosa. Chi meglio di lei può aiutarci, ecco, a condividere questo messaggio. Quindi le abbiamo chiesto la disponibilità a poterci supportare in questa campagna comunicativa e anche in questo abbiamo trovato una grandissima campionessa che ci permette di prestare la sua immagine per un messaggio dall'altissimo valore sociale. Quindi grazie Tania per aver accolto anche questo invito. Perché poi colpisce proprio la contraddizione di fondo, c'è una che si tuffa che dice no, non tuffatevi, perché poi invece abbiamo capito, Tania, vero, che è molto pericoloso. Perché hai accettato? Perché mi sono accorta che spesso proprio in voglia, anche quando andiamo in vacanza con degli amici e così, quando si trovano non solo pontili ma anche scogli così, uno viene proprio invogliato di buttarsi e è veramente pericolosissimo, perché se non sai quanto è fondo il fondale ti puoi purtroppo fare malissimo e ti puoi rovinare la vita, appunto come è successo purtroppo a tanti ragazzi. Quindi sì, invito assolutamente di tuffarsi dove è sicuro, in una piscina, quando si sa che ci sono i fondali alti, e non assolutamente dai pontili o da posti appunto scogli, così, quando non si vede bene il fondale. La campagna che poi verrà organizzata soprattutto per la prossima estate, cioè quest'estate in corso faremo già qualcosa, poi la prossima estate la confezioneremo ancora meglio, fatta in simbiosi tra amministrazione comunale e azienda sanitaria ULSS 4 del Veneto Orientale. Tra l'altro abbiamo il direttore generale Mauro Filippi, a cui vorrei chiedere naturalmente innanzitutto cosa rischia concretamente e poi cosa ne pensa di questo coinvolgimento con una campionessa come, perché io dico ancora non ex, ma campionessa anche di umanità e di solidarietà come Tania Cagnotto. Sì, buonasera. Parto dalla seconda domanda, perché poi rivedere Tania Cagnotto è sempre una grande emozione nel suo percorso sportivo. Cosa rischia? Si rischia la vita. Ecco, io direi che più che tuffi dal pontile ci si butta dal pontile e si butta la vita in questo modo. Abbiamo purtroppo qualche caso all'anno anche in questo territorio di ragazzi che rischiano effettivamente danni permanenti, quindi la paralisi degli arti inferiori piuttosto che di tutto il corpo. Un episodio anche abbastanza recente di qualche mese fa accaduto in questo territorio,
e quindi credo che non ci possa essere un testimonial più forte e potente di quello appunto di Tania, che conosce bene la materia, i tuffi e il rischio che può comportare il tuffo dal pontile piuttosto che dagli scogli dove il fondale è basso. Per inciso, non è che fino adesso non abbiamo fatto niente o lui non abbia fatto niente, perché ricordo, gira ancora su YouTube, volendolo scaricare, basta cercare campagna no tuffi US 4, c'è un video di 2-3 minuti, come si usava a fare magari 4-5 anni fa, dove coinvolgendo proprio dei ragazzi, diciamo come attori, si spiega il perché non si devono fare queste cose. Adesso appunto rilanciamo ulteriormente questa campagna. Non è mai abbastanza, vero Filippi? No, non è mai abbastanza. Poi ricordo che con l'amministrazione comunale di Jesolo e anche con gli altri comuni del litorale facciamo delle iniziative anche per quanto riguarda la sensibilizzazione, ad esempio nel mettersi alla guida dei veicoli in condizioni di sicurezza, quindi il tema della sicurezza su queste spiagge è un live motive per l'azienda sanitaria e anche per i comuni, quindi anche in questo caso giova ripetere il messaggio, giova rilanciarlo, è meglio se poi abbiamo come testimonial piuttosto che magari le figure istituzionali che vengono ascoltate più forse dagli adulti che dai ragazzi, ecco, utilizzare un testimonial di questo tipo che forse arriva più direttamente anche al cuore dei ragazzi, delle persone più giovani. Tra l'altro mi dà l'assist perché, visto per non farsi mancare niente, Tania Cagnotto nel 2009 ha fatto proprio da testimone una campagna proprio sulla sicurezza stradale, quindi che anche questo l'avevo studiato. Grazie al direttore generale Mauro Filippi, a cui farei un applauso per l'impegno profuso per la sanità del territorio. E come diceva una volta Corrado, avrebbe detto una volta, e non finisce qua. Non finisce qua perché adesso siamo alla seconda parte sociale. Una delle caratteristiche del lungomare delle stelle, soprattutto negli ultimi anni, è quello di, diciamo, associare il testimonial, definiamo così, del lungomare delle stelle con quel personaggio a un ente benefico. Chiediamo al personaggio di turno, in questo caso abbiamo chiesto a Tania Cagnotto, a chi destinare una cifra che poi assieme al comune è stata definita, a una realtà particolarmente cara a quell'associazione. Se ricordate, l'anno scorso con Cristina D'Avena abbiamo sostenuto il progetto dedicato alle famiglie in difficoltà con la fondazione di Bologna, quella legata allo Zecchino d'Oro. Quest'anno invece abbiamo chiesto a Tania a chi rivolgere, a chi l'abbiamo destinati allora questi soldi. Tania, a chi li destineremo? Li destineremo a questa associazione di Bolzano che aiuta le famiglie e i ragazzi, ma non solo ragazzi, anche adulti con problemi di autismo, e quindi siccome di Bolzano conosco anche la fondatrice e medici che ci lavorano dentro, mi sembrava una bella idea darli a loro. E allora chiamiamo qua la fondatrice, direttrice generale, la dottoressa Verena Isaia, e la direttrice amministrativa, la dottoressa Stefania Parrottino. Allora, intanto complimenti per il lavoro che state facendo. Presidente, ci spiega lei cosa fate in questo centro? Sì, buonasera. Intanto grazie mille dell'invito e di questa bellissima opportunità, grazie al Comune di Jesolo, grazie a Tania per la sensibilità che ha dimostrato nei nostri confronti. Il nostro centro specialistico per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, con sede principale a Bolzano ma attiva su tutto il territorio dell'Alto Adige, si occupa di bambini, ragazzi e adulti con una diagnosi di autismo in convenzione con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Quindi il nostro centro è composto da un team di clinici che offre delle prestazioni di tipo riabilitativo, non soltanto appunto al bambino, al ragazzo o all'adulto con autismo, ma anche alle loro famiglie. Inoltre ci occupiamo anche di interventi nelle scuole, sul posto di lavoro, sul territorio, quindi una presa in carico per così dire a 360 gradi. Aggiungiamo magari che in questo periodo arriva questa donazione anche in un momento importante, perché ci siamo appena trasferiti in una nuova sede molto grande
grande di oltre 1500 metri quadri, proprio per poter rispondere a questa lunga lista d'attesa che abbiamo e poter ampliare così anche i nostri servizi e la risposta da dare alle nostre famiglie, ai nostri pazienti. Quindi assolutamente un gesto veramente apprezzatissimo e molto di cuore anche da parte di Tania, che ha scelto proprio di devolverlo sul suo territorio e aiutarci anche in questo momento molto importante per noi. Quindi grazie, oltretutto un onore, come dicevo a Tania quando mi ha contattato, essere qui con lei in una serata così importante, rivivere poi da qui queste emozioni che ho vissuto da tifosa sul divano, avevo le lacrime, quindi bellissimo e meritatissimo. Grazie Tania e grazie al Comune di Jesolo, grazie mille. E noi siamo felici, vero Sindaco, di poter dare una mano e sapere che capita nel momento giusto. È da ricordare che chi viene premiato nel Lungomare delle Stelle non percepisce gettone, ecco, questo va ricordato, anche perché è un premio e quindi giustamente i premi non vanno pagati perché sono sinceri e sinceramente accettati, però decidiamo di destinare quello che potrebbe essere un ipotetico cachet appunto a una iniziativa benefica. Però stringiamo? Volete l'assegno? No, perché uno parla, tutte robe belle. Ecco qua, magicamente compare un assegno. Con questo non vi consiglio di andare in banca a ritirarlo, perché non so se la cosa può funzionare. Io mi sposto, ecco, lo sta firmando il sindaco. Sindaco, leggermente girato da questa parte, così lo facciamo vedere, con il nostro amico cameraman. Ecco, c'è la cifra di 10.000 euro e lo consegniamo, perfetto. Consegna ufficiale a Il Cerchio der Kreis di Bolzano, questa bella realtà che esiste dal 2013 e che si sta allargando, che non è come, non so, una palestra eccetera, che si è felici se una cosa si allarga, perché si parla di problemi purtroppo e quindi speriamo che questo aiuti ancora di più a far bene il vostro lavoro, che già lo state facendo splendidamente. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Bene, io vi ringrazio le dottoresse Verena Isaia e Stefania Parrottino, però insomma la lasciamo andare via così senza niente la nostra ospite? No, qualcosa le diamo. Beh, senza niente no, proprio. No, mi avete già dato tantissimo. Te la porti a casa. Tu dovresti sapere che una volta Mike Bongiorno, quello che ha firmato, se l'era voluta far recapitare direttamente a Milano. Beh. No, è un cavolo, questa qua la mettiamo in spiaggia. No, perché qua ci portiamo via. No, scherzo naturalmente. No, mi fa piacere comunque tu ci tenga particolarmente. No, allora noi chiamiamo la nostra Silvia per donarti il simbolo ufficiale della nostra città. Non sarà come le medaglie olimpiche, però questo ha tanto cuore. Bello, veramente. È il cuore di Jesolo. Grazie. Ti reggo il microfono così per la foto. Allora, prima di arrivare all'ultima canzone, io, Sindaco, a questo punto ringrazierei le tante persone che hanno contribuito a questa bellissima serata. Ti porgo il microfono. Ricordo per gli allestimenti la Jesolo Patrimonio, la Federconsorzi Arenili di Jesolo, il Comitato Mazzini di Jesolo, Veneto Orientale Informazione, che tra l'altro ha trasmesso in diretta questa serata, e anche la conferenza stampa di questo pomeriggio, l'Historical Car Club di Jesolo, che ha fatto vivere un momento emozionante con la macchina, con la Cadillac rossa. Per la sicurezza il gruppo volontari della protezione civile di Jesolo, naturalmente anche la polizia municipale, la polizia locale, che tra l'altro ha garantito la sicurezza nella mini sfilata che abbiamo fatto fare. Poi l'ufficio stampa con il collega Andrea Rossi Tonon, la segreteria del sindaco con... la cito, sì, perché questo è il suo ultimo Lungomare delle Stelle, quindi Graziana Tonetto, la citiamo, perché dopo, finalmente per lei, un po' meno per noi, va in pensione dopo tanti anni di onorata carriera, quindi lei so che poi mi castigherà, mi tirerà le orecchie perché non vuole essere citata, però questa volta, no, vero Dauni, abbiamo fatto bene a citarla? Bene.
Ringraziamo l'ufficio turismo, dalla Silvia Reboli con cui abbiamo condiviso questi giorni, la Dunia, la Monica, insomma tutte le ragazze, la Francesca, insomma tutte le ragazze dell'ufficio turismo. Chi dobbiamo ringraziare? Ovviamente il comitato di Piazza Mazzini, l'assessore, sì vabbè dai, l'assessore, che qua ci ha messo 10 minuti per arrivare fin qua, l'albergo qua a 2 passi, scherzo. Alberto Maschio, grazie per averci seguito, ci ha coordinato, in qualche modo ci ha stimolato anche nei momenti che insomma c'era qualche sconforto delle volte per qualche cosa che non andava dal punto di vista organizzativo, quindi ci è stato vicino con il suo solito modo anche scherzoso che fa sempre bene ogni volta, insomma non vale la pena prenderci sempre troppo sul serio. Ma ringraziamo soprattutto Tania Cagnotto. Grazie mille. Sapete cosa facciamo adesso? Io chiamo Eleonora, voi vi riaccomodate per l'ultima particina dello spettacolo e vi godete, vedo, l'ultima parte. Poi ritorniamo su e facciamo qualche foto. Cosa dite? Perfetto, grazie. Eleonora, prima di arrivare alla fine, ma che voce pazzesca ha! Grazie. Lei si chiama Eleonora Lorenzato. Qualcuno l'avrà riconosciuta, prima di tutto per una cosa, perché lei è un'artista di strada. Lei la trovate in giro per Jesolo per tutta l'estate. Sì. Lei è anche suo moroso, che anche lui è un artista di strada. E artista di strada non vuol dire, lasciatemi il termine, un scappato di casa che non vuol far niente. Un artista di strada è un artista vero, che ha deciso di donare in questo modo la propria arte. Qualcun altro l'aveva riconosciuta perché lei, proprio come artista di strada, ha partecipato alla trasmissione condotta da NEC su Rai 2, Dalla strada al palco. Tra l'altro è stata una dei 3 finalisti. E poi ha avuto l'emozione di cantare per Papa Francesco circa 2 mesi fa, assieme a tanti altri artisti, tra i quali anche Andrea Bocelli. Noi l'abbiamo scoperta quasi per caso, passeggiando alla sera come fate voi, come si fa in tanti sull'isola pedonale, la voce ci ha colpito, mi ha detto ma chi è questa? E così l'abbiamo conosciuta. Se volete andarla a trovare, fatela cantare, un po' meno parlare perché è una chiacchierona. Scherzo naturalmente, no, conoscetela, lei è vicentina, è una bravissima ragazza e soprattutto una grandissima artista. Quindi era giusto, è molto legata a Jesolo, non a caso ti abbiamo chiamato per Lungomare delle Stelle, ed era giusto per l'ultima esibizione farle questa presentazione come si deve ai grandi artisti. Eleonora Lorenzato. Grazie. Solo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
sossili vivrò con te, partirò sul nave per mare che io lo so, non esistono più, con te io le vivrò con te, Grazie. Grazie. Grazie mille Fabrizio. Mi ridate, ecco, Eleonora Lorenzato. Grazie a tutti, grazie. Complimenti a Tania per il nuovo lungomare Grazie. e buona serata a tutti. Grazie. Tanto ti ritroveremo in giro per Jesolo. Esatto. Allora, grazie veramente a tutti da parte mia, di cuore, grazie all'amministrazione comunale che mi ha dato questa splendida opportunità professionale che mi rimarrà per sempre nel cuore. Prima abbiamo iniziato dicendo questa sera si scrive una pagina di storia. Beh, io sono contento di far parte di questa storia che è la storia di Jesolo. Grazie a tutti. Buonanotte e buone vacanze.